Siamo alla conclusione dell'anno scolastico, oggi gli esami di Stato che condurranno i ragazzi alla vita futura o scolastica, se vogliono continuare, o lavorativa. Un impegno sicuramente importante, un esame che ritorna dopo la pausa del Covid anche in presenza e con particolarità. Sì, oggi finalmente si riprende un po' di normalità per i nostri ragazzi, devono affrontare la prova di italiano e poi domani la prova proprio di indirizzo. Si conclude questo percorso scolastico per i nostri ragazzi. Stamattina io ho dato il mio saluto a tutti quanti e sono sereni e sembrano fiduciosi. Sicuramente si svolgeranno degli esami tranquilli, ho già conosciuto i presidenti delle varie commissioni che affronteranno un esame quanto più sereno possibile in modo tale da mettere i propri ragazzi a loro agio e quindi a tirar fuori proprio tutto quello che loro hanno appreso durante l'anno scolastico. È un esame diverso, è un esame a cui i nostri ragazzi sono stati preparati durante l'anno scolastico e quindi sicuramente sono fiduciosa faranno bene. Si iniziano oggi gli esami di Stato, si ritorna dopo la pausa del Covid. Ecco, come sta andando? Lei è Presidente di Commissione, Ingegnere Lopresti. Sì, i ragazzi un po' di ansia, io dico sempre abbandonate l'ansia, la preoccupazione è giusta perché vuol dire occuparsi un po' prima, ma l'ansia è come dire poi non ti fa lavorare serenità, quindi i ragazzi devono sapere, e gliel'ho detto, l'abbiamo comunicato, che devono essere sereni, dobbiamo farci un esame perché anche per noi è una ripresa per tutti, quindi queste regole che si riprendono, questa presenza, però voglio dire è meglio così secondo me perché si ha più possibilità di intervenire, di prendere veramente con i ragazzi un contatto diretto e dal contatto diretto come scaturiscono buone cose, quindi io sono contento che finalmente si possa tornare. Dobbiamo capire una cosa, che il virus non si sconfigge per decreto legge né per una legge, il virus c'è e circola perché oggi ci sono più positivi di prima che circolano, per cui dobbiamo avere tutti cautela, ai ragazzi io lo dico, quando non è possibile avere una distanza, usare la mascherina, l'igienizzazione, ecco, questi piccoli accorgimenti che abbiamo nel tempo utilizzato, utilizziamolo anche ora perché questi sono momenti di forte presenza e di assembramento e quindi è giusto ritornare alla normalità ma di avere anche parte della cautela. Oggi è il primo dei 3 giorni degli esami, come si svolgeranno? No, oggi abbiamo 2 iscritti quest'anno, il primo giorno oggi abbiamo già la traccia ministeriale, poi domani ci sarà il sorteggio di tracce della seconda prova che vengono elaborate dalla Commissione laddove vi sia un solo indirizzo nell'istituto, ma se vi sono più indirizzi i docenti della seconda prova elaborano le 3 prove, domani i ragazzi dall'interno di queste 3 prove ne sorteggeranno una e dovranno affrontare il secondo scritto. Dopo 2 giorni dalle correzioni, quindi io prevedo che lunedì, ma forse martedì è il giorno più adatto, da martedì si potrà incominciare a fare l'orale, i colloqui e quindi l'esame si svolgerà regolarmente e normalmente. Come si affronta un esame di Stato? Diciamo alquanto bene, già siamo alla prima prova e quindi vabbè, la più facile, quella che richiede... Preoccupato o no? No, io sono molto tranquilla. Affrontiamo l'esame di Stato con tranquillità sapendo che abbiamo fatto molto durante l'arco dell'anno, quindi siamo pronti per affrontare qualunque cosa possa uscire. Quindi siamo qui, aspettiamo ora che escano le tracce con tranquillità e vediamo come andrà. Ma hai dormito stanotte? Sì, ho dormito poco, ma ho dormito, un po' d'ansia è sicuro che c'è, quindi... Allora, sicuramente in questo arco di 5 anni mi sono preparata per affrontare al meglio questo esame e sicuramente c'è un po' d'ansia, anche stanotte non ho dormito molto bene, però spero che andrà tutto bene e speriamo di affrontarla al meglio. Grazie. Ecco, dopo il Covid come si affronta anche questa prova? Sicuramente con il Covid la situazione non è una delle migliori, però speriamo che andrà tutto il meglio possibile.